Possiamo iniziare. Porta veramente centinaia di migliaia di persone. Io nel mio background lavorativo mi sono occupato anche di calcio nel passato e tra le cose più belle era l'inizio delle partite di Serie A e di Champions, vedere le persone, l'entusiasmo, ed è una cosa che registro anche qui. Oggi parliamo di sostenibilità, di come la Barcolana sia un evento che può spingere alla sostenibilità, non solamente naturalmente tutti i collaterali che partecipano ad un evento magnifico come questa manifestazione 56, questa regata, ma anche il sistema dell'industria. Credo che una delle valenze più significative dello sport sia proprio di quella di riuscire in qualche modo a dare un'impronta e a dare dei modelli anche per settori che non c'entrano quasi nulla, se vogliamo, con lo sport stesso. E quindi avremo qui esempi sportivi, esempi dell'industria, aziende, associazioni, e tenteremo di capire soprattutto come si fa sistema su un tema importante come quello della sostenibilità e come si misura la sostenibilità, perché vedete, parlare di sostenibilità spesso vuol dire parlare molto di aria fritta. Questa è opinione mia personale e mia esperienza personale di tanti convegni. Si parla molto poco di come si misura la sostenibilità, e devo dire che quando ci sono dei dati di mezzo tutto diventa più concreto e spero anche più interessante. Non mi dilungo oltre. Allora, ringrazio la Regione, l'assessore Fabio Scoccimarro, assessore all'ambiente, che prego di venire qui per il saluto, chiamiamolo istituzionale, anche se le do il mio o ne aggiungo. Dove vuole? Non lo so, facciamo tutto in itinere qui a casa vostra, assessore. Vediamo se funziona, se no gliene do un altro. Va bene. Dai. Proviamo questo? Provi? Grazie, benvenuti a tutti a questo bell'evento che Miti abbiamo aderito a questa iniziativa del Sea Summit, ormai questa è la quarta edizione, dopo 3 anni siamo più che soddisfatti e senza nulla togliere alla bellissima location del Generali Convention Center, devo dire che questa comunque ha il suo perché. Ha il suo perché la Barcolana, che fa la storia dello sport di Trieste, questo palazzo è la storia della marineria, la storia, vero Zeno, la storia della grande Trieste emporiale, della grande Trieste portuale, e qui si decisero anche il futuro dell'Ottocento della Trieste, appunto del porto. Ne parlavo appunto con il nostro splendido conduttore della storia di questi quadri che vennero messi, tolti prima della Prima Guerra Mondiale e rimessi dopo la Seconda. Nel frattempo c'era il re e la regina che sono nella stanza vicino, proprio per testimoniare la complessità della nostra storia e di quello che succedeva qua, quindi dal canale di Suez, dove il vicepresidente era un triestino, a tutte le altre grandi importanti sfide che si fece qua in quello che era il Lloyd austriaco, poi recentemente Lloyd triestino, e oggi è cambiato nome perché dicono che i cinesi che l'hanno comprato di Taiwan non riescono a pronunciare bene, vero Zeno? Lloyd triestino, e l'hanno chiamato Italia Navigazione. Non so se è leggenda o meno, fatto sta che questo è. E nel secondo panel ce lo dirà nel secondo panel. Grazie, Audio. Quindi ben declinato. Io penso che vada affrontato con una logica molto, molto determinata. Ne parlavo proprio con la nostra Premier, che allora non lo era, doveva essere il 2020, prendevamo un aperitivo e lei qua sotto, e io ero già assessore all'ambiente, lei non era ancora Premier, e parlavamo di quello che era la nostra palestra iniziale, 20 anni di distanza. Io e la Giorgia Meloni abbiamo condiviso le stesse esperienze politiche, dei gruppi giovanili della destra parlamentare in poi. Allora noi ci hanno insegnato, i nostri maestri, a non guardare le prossime elezioni, ma a politiche di lungo termine e fare quello che è giusto, non quello che conviene. E cerchiamo di declinarlo anche oggi con le nostre politiche attuali. Pensate che si parla di ecologia, Allora ci vengono a dire che non dobbiamo tirare il water quando facciamo la pipì, però sprechiamo 1 miliardo di metri cubi all'anno. Ecco, io ho voluto fare una norma che non è certamente popolare, per andare a dire a chi c'ha questo gratis da secoli, dire metti una riduzione, e quindi ho avuto comunque delle critiche per questo. Però io penso che non bisogna guardare appunto alle prossime elezioni, perché chi ci fu prima di me decenni fa gli dissero fallo tu questo, e lui disse perché l'acqua è il bene più prezioso, e questo personaggio
non ha importanza che sia di destra o di sinistra, rispose: ma il bene più prezioso è il voto, e quindi nessuno prese il toro per le corna. Io ritengo che sia corretto farlo. Ma non l'ha fatto, ma poi evidentemente non l'hanno Neanche rivotato. quelli dopo. Non ha fatto l'opera buona. Non è una questione no. di schieramento politico, lo dico subito. È una questione capito. che non si vuole affrontare il problema, perché 40.000 famiglie sono 80-100.000 persone che votano, in una regione piccola come la nostra è importante, e quindi nessuno l'ha mai fatto. Io penso che invece l'ecologia veda l'uomo come essere umano al centro dell'ambiente, che tutto vada costruito intorno all'uomo nel rispetto dell'ambiente, per lasciare la nostra bella regione, come diceva Ippolito Nievo, come scriveva Ippolito Nievo: siamo un piccolo compendio dell'universo, vediamo di lasciarlo più bello di come l'abbiamo ricevuto ai nostri figli e ai nostri nipoti. Grazie, speriamo di lasciarlo anche più informato. Grazie all'assessore Scoccimarro. Non posso non salutare il sindaco di Piazza, che invito ad alzarsi anche se è un po' fuori protocollo, perché so che praticamente lei è scappato da una segreta perché state votando sul Porto Vecchio, ha in mente grandi cose e è riuscito però a fuggire. Sì, grazie, buonasera a tutti. Sono da 3 giorni, perché io ero a Roma in sala del Consiglio che stanno votando il Porto Vecchio, abbiamo questi 65 ettari sul mare, è una cosa fantastica. E credo che entro lunedì, perché non so se chiudiamo stasera, ma lunedì sicuramente avremo questo documento firmato. Trieste, lunedì ero a Roma, si parlava di Roma che termovalorizza la propria spazzatura a Vienna, no? Questa è una follia del paese. Trieste. Nessuno la vuole quella, Quello è un tema, così come le scorie, esatto. Allora, non la vuole mai nessuno l'immondizia. Ti parlo della mia città. Sono oltre 20 anni che faccio il sindaco da queste parti, ma abbiamo speso decine di milioni di euro per pulire tutti i canali sotterranei, grazie anche alla regione, al contributo della regione. Cioè, se non si fanno le cose, ripeto, prevenire è meglio che curare. Purtroppo nel nostro paese dovremmo insegnarli, Mittia, dovremmo fare questi convegni, ma per insegnare tanti altri sindaci che si possono fare le cose. Girando qualche volta per l'Italia, uno mi ha detto: sai, noi siamo primi per la raccolta differenziata, dopo gli riparto un po' d'acqua, 7 miliardi di danno. Forse era meglio pensare all'acqua e pensare forse meno alla raccolta differenziata. Si può fare entrambe. Buona serata a tutti. Grazie al sindaco. Grazie al sindaco di Piazza. Devo dire che questa serata, non solamente questa serata, ma Barcolana in generale ha un coinvolgimento anche sui ragazzi, sulle scuole, che dal punto di vista informativo ha un valore, no? Qui arriverà anche Wendy Schmidt, che è una filantropa che ha vinto 2 anni fa e tornerà a parlare di mare, di oceani e tante cose interessanti. Allora, scusatemi, ho un po' di difficoltà perché tutti i nomi a memoria non li ricordo. Invito qui sul palco un altro padrone di casa, che è Mitja Gialluz, presidente della società velica Barcola Grignano, della Barcolana, prego. Ben trovato. Qui facciamo in ordine di chiamata. Andrea Di Paolo, presidente di BAT Trieste, buonasera, benvenuto. Carlo Andriolo, direttore generale ACE Gas APS AMGA, che è uno scioglilingua, ma buonasera. Mi dicevano che qui sul territorio la vecchia dicitura ancora è molto sentita. Franco Collavina, direttore generale dell'Udinese, calcio. Mi sento un po' a casa, devo dire. Daniele Cavaliero è manager e ex giocatore della pallacanestro Trieste. Eccoti qua, ciao, ben trovato. Allora, Gialluz. Sindaco, la Triestina come siamo messi? Bene. Sì, ma... Va bene. Collavino comunque non è male, come dire. Sono solo 25 anni che fa il direttore a Udine, con discreti risultati. Allora, Gialluz, Barcolana e sostenibilità. Siamo qui questa sera anche per questo. È una splendida manifestazione che porta in città una quantità immane di persone entusiaste. Credo che siano complessivamente 400.000,
anche più di 400.000. Insomma, per un centro comunque come Trieste è un indotto di persone e di emozioni e di cose da fare molto grande. Come si declina il tema della sostenibilità rispetto a un grande evento come questo? Siamo credo a 11 sotto la sua, diciamo, direzione. 10 o 11? 11, questa è l'11ª. Questa è l'11ª. Consente anzitutto di ringraziare la Regione Friuli Venezia Giulia per l'ospitalità in questo salone di rappresentanza. Il C-Summit è nato al Generali Convention Center, quest'anno si allarga in città, un po' come dire, come tutta la Barcolana si estende sul territorio regionale. Mi fa piacere che l'inizio ufficiale oggi pomeriggio avvenga proprio in questo salone di rappresentanza, un forte significato. Un saluto a tutte le istituzioni presenti e ai tanti amici della Barcolana, tanti sindaci, imprenditori, il magnifico rettore e tutti coloro che nei prossimi giorni, vedo le forze dell'ordine, la Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco, ci aiuteranno anzitutto a organizzare un evento in piena sicurezza. Evento che in piena sicurezza porta nel corso degli anni sempre più persone. L'anno scorso con Just One Earth voglio ringraziare Daniela Filipaz che ci ha accompagnato in questo percorso. Abbiamo iniziato a usare la tecnologia e i big data per analizzare l'evento, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio regionale e del territorio provinciale, e abbiamo iniziato anche a calcolare sempre con dati satellitari l'impatto della Barcolana in termini di carbon footprint, perché come si diceva il tema della sostenibilità può avere diversi approcci. Io credo che, come dire, ci sia un approccio filosofico, un approccio idealistico che va benissimo, e poi però oggi c'è una tecnologia che ci consente di misurare, di essere concreti, di mettere a terra o in mare tutta una serie di proposizioni che sono intorno a questo tavolo, come dire, ci hanno sollecitato, ci hanno aiutato, ci hanno accompagnato, a cominciare da BAT, da BAT, sul tema, diciamo, della concretezza, sulla necessità di avere un approccio concreto, e credo che società, imprese multinazionali che hanno una forte, come dire, approccio culturale anche anglosassone ci possano aiutare ad avere questo tipo di impostazione. Cosa fare per rendere la Barcolana più sostenibile? Lavoriamo con tanti partner per aumentare l'ingresso in città attraverso i treni. C'era in previsione uno sciopero il fine settimana, speriamo che possa essere diciamo revocato e che questo possa condurre ad arrivare in treno, a parcheggiare nel secondo elemento fondamentale in una serie di parcheggi periferici, per arrivare poi nel centro città attraverso dei bus elettrici che verranno rinforzati da Trieste Trasporti. In mare la Barcolana è stato il primo evento velico al mondo ad aggiungere al timoniere e allo skipper anche il responsabile ecologico di bordo. Quindi nel momento in cui non la sapevo. Nel momento in cui ci si iscrive alla Barcolana si deve indicare chi starà al timone, chi ha la responsabilità di organizzazione dell'imbarcazione e chi è responsabile di una partecipazione sostenibile. Dal momento in cui si va a fare la spesa per un equipaggio di 5, 7, 15 persone, anche 30, perché alcuni equipaggi, lo sa bene il comandante della Capitaneria di Porto, sono composti da 30-32 persone, dal momento, ripeto, in cui addirittura si sceglie il materiale delle divise dell'equipaggio, fino al momento in cui dopo la Barcolana si fa la raccolta differenziata. E qua è un altro tema che, come dire, sul quale ci siamo impegnati molto con la CEGA Sapies AMGA, di sensibilizzazione sulla raccolta differenziata. Ultimo profilo importante, riduzione del volume, diciamo, del residui per utilizzo di bicchieri monouso. Quest'anno abbiamo previsto, diciamo, anche con il contributo della Regione, 18.000 bicchieri monouso che verranno distribuiti ai partecipanti alla Barcolana, proprio per evitare che ci sia, diciamo, una produzione notevole di rifiuti plastici.
Mi piace molto il paradosso di questa serata, paradosso positivo intendo, perché comunque una storica regata italiana, che è una regata naturalmente a vela, quindi dovrebbe essere green quasi nel DNA per statuto, che è addirittura responsabile di sostenibilità di bordo, mi diverte molto perché è proprio un esempio sugli esempi, Andriolo, le utility e le multi-utility mi piace pensarle come veramente il cuore di funzionamento di una città, perché spesso non ci si pensa, perché uno dice vabbè, li vede per strada la mattina quando esce, che porta i figli a scuola come me, e sostanzialmente a volte chi fa la raccolta sembra quasi un intralcio. In realtà quello è il polmone del funzionamento di una città. Le multi-utility danno energia, raccolgono, garantiscono appunto la raccolta differenziata, tantissimi altri servizi che forse sono veramente tra le aziende che hanno un ruolo principale nel funzionamento delle città stesse. Ecco, come cambia il vostro approccio in una settimana, 10 giorni in cui Trieste sostanzialmente moltiplica in eventi come questi? Ma eventi come questi cambiano dal nostro punto di vista veramente il servizio. Noi cerchiamo di renderli ancora più sostenibili e di rendere veramente un'economia circolare a valle poi di quello che è un evento come Barcolana. Noi ci occupiamo di diverse attività, in particolare gestiamo in modo attento le risorse come l'acqua e quella dei rifiuti. Quindi sui rifiuti è il lavoro principale che andiamo a fare in una settimana come questa. E cosa facciamo? Abbiamo messo a disposizione, metteremo a disposizione oltre 200 cassonetti in più per le raccolte differenziate e non differenziate. Andremo ad avere 4 isole ecologiche aggiuntive. Abbiamo fatto una campagna informativa assieme a Barcolana assolutamente importante per essere sicuri che la raccolta differenziata e l'attenzione alla sostenibilità non ci sia solo quando sei a terra, ma ci sia anche quando vedo che dietro barca. le sue spalle c'è anche un decalogo sulla sostenibilità che insomma invitiamo tutti a rispettare e a condividere sulle piattaforme social, che non fa mai male. Condividiamo un sacco di cavolate, almeno condividiamo qualcosa di saggio ogni tanto. Quindi noi puntiamo ad avere diciamo, la città pulita anche in un evento, in un momento come questo in cui la produzione di rifiuti è enorme. Noi dobbiamo essere in grado della Barcolana per essere sicuri che anche il villaggio sia completamente pulito, ma non solo pulito, che tutti i rifiuti che vengono prodotti in mare e a terra vengono gestiti in maniera separata e quindi avviati poi a un giusto riciclo. Parlavo prima di acqua, aggiungeremo 2 punti, diciamo 2 fontane in città, 2 punti per poter permettere di utilizzare un po' meno bottigliette, un po' più l'acqua che, come diceva il sindaco poco fa, l'acqua di Trieste è un'acqua estremamente buona, quindi verrà resa disponibile a tutti. E non pensiamo solo al rifiuto del cittadino, ma anche a tutto quello che gli sta intorno. No, vedere questa fotografia dell'afflusso di gente media fa capire che insomma complimenti, bravi, ci vuole attenzione, certamente questa azione sia sempre più data driven, come dicono quelli bravi. Siamo nell'epoca dell'intelligenza artificiale, devo usare un qualche termine inglese altrimenti. Ma credo che non siamo ancora data driven, siamo su un percorso, su una rotta per meglio dire, che è iniziata negli anni scorsi e cerchiamo di migliorarci anno dopo anno. Devo dirvi che quando sono partito, ho preso il timone della società velica Barcola Grignano, nel 2014 eravamo in 40 ad organizzare la Barcolana, adesso siamo 693 tra volontari e professionisti e questo vi dà l'idea della crescita davvero significativa della manifestazione. Naturalmente per gestire la complessità occorre un approccio integrato, occorrono le idee, occorrono i pensieri, occorre la ricerca scientifica, occorre poi l'applicazione della tecnologia. Io faccio il giurista di mestiere e tra i miei colleghi c'è chi guarda all'intelligenza artificiale con scetticismo, con sospetto, con paura e sposa troppo spesso delle prospettive catastrofiste. Ecco, io credo invece che si debba essere dentro alle innovazioni, si debba governare, non si debba lasciare la gestione, diciamo, dell'intelligenza artificiale ai technology o i tecnocrati e che si debba invece impiegare la tecnologia per migliorare
il nostro stare al mondo. Io credo che la modifica dell'articolo 9 della Costituzione, che è l'unica, se ci pensate, norma dei principi generali che è stata cambiata dal 1948, da quando è entrata in vigore la Costituzione, nessuno dei principi generali della prima parte della Costituzione è stato toccato, solo l'articolo 9, e si è inserita la tutela dell'ambiente nell'interesse delle future generazioni. Allora, questo nasce dal fatto che siamo in tanti, sempre di più in questo mondo, e dobbiamo utilizzare le tecnologie, tutte le risorse che abbiamo per minimizzare l'impatto delle nostre attività sull'ambiente. Questo cerchiamo di fare con un percorso, ripeto, che viene sollecitato anno dopo anno da tanti partner, perché questo è Barcolana, come dire, cerca di raccogliere stimoli, capacità, competenze da chi poi fa questo mestiere tutto l'anno, naturalmente. Poi dopo Daniela Filipaz, Just One Earth, verrà qui su questo, chiamiamolo pseudopalco, però già siete attivi da diverso tempo, no? Avete già messo in campo diverse tematiche che un po' vi accomunano, oserei dire, a quello che sta succedendo in Barcolana, e credo che sia poi la cosa bella di questa sera, e cioè capire come il mondo dell'industria poi si lega anche allo sport e si influenzano sulle best practices vicendevolmente. Sì, buonasera a tutti, saluto l'assessore Scocimaro e il sindaco di Piazza. A noi come BAT ci piace molto la tecnologia e la sostenibilità. A nostro avviso sono i due driver principali senza i quali non si ha un futuro, sia da un punto di vista di azienda ma anche da un punto di vista di comunità. E il nostro obiettivo è quello di minimizzare l'impatto delle nostre attività nelle comunità in cui operiamo. Qui a Trieste siamo venuti nel 2022. Abbiamo inaugurato il nostro stabilimento nel giugno 2023, vi ricordo, è chiamato appunto Innovation Hub proprio perché è un centro d'eccellenza dell'innovazione dove facciamo prodotti di nuova generazione a rischio ridotto ed è il primo all'interno del gruppo BAT. Noi operiamo in 180 paesi nel mondo. Ma non solo questo. Noi crediamo molto nel concetto di share value, e cioè quello di ridare al territorio e di collaborare con il territorio. E non per questo siamo sponsor di Barcolana, sponsorizziamo la barca Arca, siamo sempre presenti nelle iniziative più importanti, investiamo sul territorio. Ma al tempo stesso vogliamo proporre e promuovere per il territorio le best practice, e una delle nostre best practice è iniziata proprio nel 2020 insieme alla startup Just One Earth per il nostro progetto Piccoli Gesti Grandi, i satelliti e l'intelligenza artificiale, attraverso la quale con la firma spettrometrica del mozzicone di sigaretta riusciva a contare quanti mozziconi stavano a terra. Quindi facendo un cicche delle sigarette, questo è anche un po' un tema di privacy, si vede tutto, però è molto interessante il fatto che addirittura, no, con l'utilizzo dei dati che provengono dai satelliti si riesca a capire quante cicche ci sono per terra, ma anche quando per esempio svuotare i cassonetti perché sono pieni, al posto che l'operatore che ci va a guardare, oggi le aziende, le multi-utility lo sanno ex ante attraverso dei calcoli, quindi è tutto molto più efficientato, se vogliamo, e sostenibile. Pardon, l'ho interrotta. Sì, e quindi abbiamo questa campagna, è sbarcata anche a Trieste, e a Trieste forse è stata la media negli anni è stata del 60% di riduzione tra il pre-campagna e il post-campagna. Qui a Trieste forse è la media più bassa perché la città è estremamente pulita, quindi i triestini Sindaco, buttano complimenti, poche sindaco. Sigarette a terra. E quindi grazie a questa campagna, grazie alla startup, siamo riusciti poi ad andare avanti con altri progetti. Abbiamo presentato un paio di settimane fa alla G7 dell'agricoltura un altro progetto chiamato WePlant, dove sempre con la stessa startup e sempre attraverso il monitoraggio ci poniamo l'obiettivo di ottimizzare e ridurre l'utilizzo di acqua, concimi e pesticidi sulle coltivazioni dei nostri tabacchicoltori. Noi acquistiamo circa 30 milioni di tabacco italiano ogni anno, ma anche lì vogliamo comunque, visto che la sostenibilità e tecnologia sta al primo posto, vogliamo comunque aiutarli a ottimizzare questi elementi che sono fondamentali. E poi fino alla cerimonia di inaugurazione dello stabilimento a gennaio del 2023, dove abbiamo fatto il primo evento certificato sostenibile, e all'interno di questo abbiamo messo sempre la stessa startup a monitorare
le emissioni di CO2, quindi abbiamo monitorato l'impatto dell'evento in termini di emissioni di CO2 e poi abbiamo fatto una compensazione con una piantumazione. Approfitto del fatto di avere dei manager sportivi per continuare un po' non solo su questa metafora, perché poi è anche realtà. Chiedo a Daniele Cavaliero. Devo dire che spesso si parla di questo acronimo ESG, no? Dappertutto l'ESG, ci sono diverse componenti della sostenibilità. Uno che a me piace particolarmente, a volte anche più dell'ambiente, è quello della sostenibilità delle comunità, perché creare valore per le comunità, spesso per chi sta anche ai margini delle città più o meno grandi, in realtà è una maniera di rendersi sostenibili. Prima diceva il sindaco di piazza, a volte pensiamo più ai rifiuti e meno all'acqua, eccetera, eccetera. In questo caso bisogna contemperare tutti gli aspetti. E voi come Pallacanestro Trieste che cosa state facendo da quel punto di vista? Intanto siete ritornati in Serie A, avete vinto le prime 2 partite, quindi un applauso, complimenti. Noi siamo... ai ragazzi. Innanzitutto buonasera a tutti, porgo i saluti di Michael Arcieri, il nostro general manager, purtroppo impossibilitato a essere qui questa sera. Devo dire che sentiamo forte questa necessità, questa responsabilità. Ci sono più temi, ovviamente, per noi come Pallacanestro Trieste. La prima è con l'aiuto delle istituzioni stiamo lavorando per migliorare le prestazioni del nostro palazzetto, che ha qualche anno e che ne ha bisogno. E oltre a questo anche l'esperienza dei nostri tifosi all'interno del palazzetto la domenica. Questo per noi diventa punto fondamentale e chiave. Ci rendiamo conto di avere seguito e questo ci porta ad avere grande responsabilità all'interno della città, all'interno delle nostre persone, della nostra gente. Dobbiamo essere, per quello che possiamo, un piccolo faro. Ed è per questo che stiamo lavorando con anche i nostri sponsor e partner, tra cui It's Ecologia, a tanti, quello che sono piccoli forse a vederli, ma speriamo grandi progetti. Abbiamo rifatto un campo, un playground all'interno di un quartiere un pochino più difficile che è quello di Valmaura. La cosa bella di questo progetto, e queste sono le foto prima e poi dopo, questo durante. Un po' di colore ci sta. Sì, sicuramente. Viviamo la parola sostenibilità il più possibile a 360 gradi, che significa sostenibilità ambientale, ma significa anche inclusione di persone che vogliono dare una mano, ma anche delle persone che abitano in questi quartieri e che sono venute a dare una mano, a sporcarsi le mani per dare il loro contributo per quella che magari è una piccola cosa, ma che speriamo di fare il più possibile per dare un po' di colore alla città, ma anche un posto di aggregazione e anche responsabilizzare le persone perché mantengano in modo sostenibile questi piccoli doni. Abbiamo un altro, di nuovo, piccole cose, ma noi crediamo che tante piccole cose messe insieme facciano grandi cose. Questo progetto con il nostro partner It's Ecologia, che con l'aiuto di ragazzi e ragazze triestini e anche dei nostri giocatori, di il più possibile riqualificare e pulire piccole zone della città. Siamo andati qualche settimana fa, è stato bellissimo, sono stato felice di far parte di questa piccola grande cosa, quindi ci rendiamo conto che anche noi dobbiamo fare il nostro, che abbiamo una responsabilità verso la nostra gente, verso la nostra città, e stiamo lavorando per diventare sempre meglio. Non siamo perfetti, lo sappiamo, però miglioreremo sicuramente. Bravissimi, e è giusta questo tema delle piccole cose che poi fanno grandi gesti, come diceva prima Di Paolo. Ti do del tu, siamo credo coetanei. I ragazzi partecipano in questi quartieri, partecipano nel senso, tu hai giocato naturalmente a basket, vanno a giocare, è vivo, i luoghi sono vivi, hanno avuto un'influenza su vivere in comunità. Che cosa osserva? Allora, ogni tanto ci passi? Sì, assolutamente. Vi spiego questa piccola cosa che abbiamo all'interno del nostro club. Abbiamo un dipartimento di fan engagement e community and fan engagement. I ragazzi però ovviamente devono pensare
poi la domenica fare canestro è a difendere, no? Quindi ci sono... Cioè non ad attaccare, a difendere. Partiamo dalla difesa e poi a fare canestro. Mi piace questa visione trapattoniana. Anche se siamo una squadra piena di talento ed è bello vederli giocare. E i ragazzi hanno un numero massimo di uscite, ok? Ma quando gli viene richiesto, se avessero voglia di partecipare, hanno detto già l'altro anno per il campetto e anche quest'anno, quindi con anche più ragazzi stranieri di altre comunità, di altre culture, hanno detto sempre tutti sì, perché far parte di queste cose significa far parte di qualcosa di un po' più grande rispetto a vincere una partita la domenica, che è il nostro core business, certo. E speriamo di farlo spesso, ma di far parte di una comunità, di far parte di una città, di qualcosa più grande di noi. Complimenti. Devo dire che quando poi uno vive lo sport dall'interno, in questo caso ho avuto la fortuna per diversi anni di raccontarlo, è impressionante vedere come al netto della politica, che ha un ruolo di direzione, di governo, su livelli un po' più alti delle questioni, come in realtà l'esempio degli sportivi, che sono quelli poi seguiti dalla gente, possano veramente fare la differenza. E spesso gli sportivi vengono ingaggiati un po' poco su questioni serie, molto di più su cavolate, e quindi complimenti alla Pallacanestro Trieste. Colavino sa probabilmente quello di cui sto parlando, però l'Udinese devo dire che è stata pioniera nella storia in tante cose. Voi avete uno stadio, il Blue Energy, fantastico. Ho avuto l'occasione di lavorarci dentro, che è diverso da andare a fare lo spettatore, perché ci stai molto più tempo, ci stai 10 ore, pre-partita, post-partita, eccetera. Avete un'infrastruttura di altissimo livello da tanto tempo, è un'infrastruttura sostenibile. Voi siete stati pionieri, siete conosciuti perché avete trovato talenti e rivenduto talenti, però trovati quando nessuno ci arriva, scusate, piccola deformazione professionale, arrivavate da una serie di torti arbitrali, anche se non si potrebbe dire, ci fu una sollevazione popolare, e Pozzo si inventò questa collaborazione col CNR di Bari, non sapevo neanche esistesse a Bari, però questa cosa l'ho imparata, e la FIGC, e si installò un sistema antesignano del VAR, questo per dire quanto Udinese Calcio è avanti, no? Si installò questo sistema che alla partita con la Reggina, campionato 2005-2006, non vi portò bene perché segnò doppietta il mio amico Nica Moruso, mi ricordo. Ma in realtà, in buona sostanza, posso dire che sostenibili lo siamo sempre stati, perché quello che andiamo a disputare quest'anno e che stiamo disputando quest'anno è il 30° campionato consecutivo in Serie A. E quindi questo è un po' il risultato di una visione portata dalla famiglia Pozzo, perché per fare 30 campionati consecutivi in Serie A bisogna prima di tutto avere i conti in ordine, e avere i conti in ordine significa essere sostenibili. E poi abbiamo puntato su tante attività che ci hanno poi nell'ambito della sostenibilità portato anche dei risultati importanti. Siamo stati i primi, per esempio, all'interno, in collaborazione con il nostro sponsor tecnico Macron, a realizzare una maglia completamente in materiale plastico riciclato. Quindi, per essere concreti, 13 bottiglie di plastica per realizzare il filato che serve poi per realizzare la maglia. Qua siamo stati i primi, grazie, ripeto, al nostro sponsor tecnico Macron che ci ha creduto, e oggi 200 team della grande famiglia Macron utilizzano lo stesso tessuto, e quindi credo che questo sia un esempio concreto di sostenibilità. Però poi abbiamo portato avanti anche altre iniziative, anche con tutti gli altri nostri partner, per esempio con Blue Energy, che al di là delle forniture di energia sempre da fonti rinnovabili, stiamo realizzando, e chi passa per Udine nei dintorni dello stadio proprio in questi giorni vede appunto delle gru, stiamo installando un parco solare con oltre 2400 pannelli, è il più grande parco solare realizzato in Italia sul tetto di uno stadio, quasi 1 milione di kilowatt che verranno utilizzati sia per l'autoconsumo di Udinese Calcio, ma anche poi verranno riversate sulla comunità. Immagino che li mettiate in rete a un certo punto. Esattamente, quindi energia verde a favore della comunità, della città e della comunità, e quindi anche questo per dire che poi il concetto di sostenibilità non è mai da vedersi come un'attività individuale, ma è un'attività che poi deve essere svolta in partnership con certo. Altre realtà, e questo insieme ad altre attività. Questi pannelli, immagino, ma
funzionano tutta la settimana, non certo solo nella giornata dell'evento. Cioè è uno stadio, chiamiamolo stadio acceso, se volete potete anche depositare il claim. Certo, un buon suggerimento. In realtà quando abbiamo realizzato lo stadio nel 2014 l'obiettivo era proprio quello di realizzare una struttura multifunzionale e che fosse operativa 7 giorni su 7, non la cattedrale che si apre una volta ogni 15 giorni quando c'è la partita, e quindi questo tipo di impianto poi ci permette di fare un ulteriore passo verso la sostenibilità insieme a tante azioni che stiamo compiendo e che continueremo a compiere. Di Paolo, che cosa vi siete inventati come BAT con l'Udinese? Ci siamo inventati un progetto molto ambizioso. Intanto ci tengo a dire che BAT Devo dire che avete scelto appunto per il preambolo quelli un po' più avanti con la testa, mi sembra, oltre che con i gesti. No? Abbiamo studiato su questo. Allora, intanto dicevo ci sono molte similitudini perché la casa dell'Udinese appunto è sostenibile, pannelli fotovoltaici. La nostra casa qui a Trieste è comunque lo stesso, dopo neanche un anno di operatività abbiamo ottenuto la certificazione di carbon neutrality, abbiamo ottenuto la certificazione di zero waste in landfill, abbiamo un parco fotovoltaico che ci dà il 32% di fabbisogno energetico, il resto lo acquistiamo da fonti pulite, quindi abbiamo iniziato da queste similitudini, anche loro puntano molto sull'innovazione come noi, quindi abbiamo detto, siamo partiti da un dato, cioè dal manifesto della Federazione di Gioco Calcio che sta chiedendo alle società di essere sostenibili. Ce lo siamo studiato e abbiamo detto perché no, questo è quello che ci serviva, quindi siamo andati dal direttore, ma già più di un anno fa perché non è stata facile il leader del progetto, e abbiamo proposto la nostra idea. La nostra idea è la seguente: intanto il progetto è in collaborazione con Mare Vivo, ovviamente Udinese e BAT e Just One Earth, che è un po' il filo conduttore di questo loro panel. Mi sembra di capire che siano i custodi dei dati di tutti, quindi a questo punto lo inizio a pensare anche anch'io. Un po' un pericolo, ma è un'esperienza positiva, dopo la vivremo insieme parlando di industria. All'insaputa del direttore abbiamo iniziato un monitoraggio durante la settimana e un monitoraggio durante una partita. La partita era Udinese-Roma dello scorso anno, dove... Cioè, per farlo sentire in colpa? Una a caso, non so se... Sì, perché Andrea Di Paolo, presidente di BAT Trieste, avrete sentito anche proprio dall'inflessione, che non è tipicamente di qui, ma è più giallo-rosso come tono, e quindi avete scelto quella partita lì per dimostrargli che c'era un po' di inquinamento. Abbiamo scelto quella partita lì intanto perché poi ci hanno dato i 3 punti, quindi abbiamo detto questo è un progetto che nasce sotto una buona stella e vedo che sta continuando la tradizione positiva, quindi ringrazio il direttore. La seconda cosa, la situazione è questo, nella immagine alla vostra sinistra vedete la situazione dell'area dello stadio durante la settimana, perché tutti insieme non cerchiamo di ridurre il più possibile le esternalità negative di un match di calcio per dare comunque alla comunità un valore aggiunto, che è quello appunto di avere una situazione come quella di quando non c'è l'evento. Anche la comunicazione ha un ruolo fondamentale, certo. A iniziare da piccoli gesti grandi crimini a We Plant, cioè senza comunicazione non si va da nessuna parte, quindi ci deve essere comunque un progetto a 360 gradi, comunicazione, impegno delle società e la parte innovativa della startup. E il nome del programma della partnership? Non lo possiamo ancora dire. Ah, ok. Quindi è sono stato minacciato dal direttore che non posso assolutamente dire, ma verrà presentato presto. Vabbè, fa niente, però sotto il torchio dell'assessore e del sindaco ci proveremo fuori dai microfoni. Collavino, su questo, al di là del nome, siete soddisfatti? È un passo in più rispetto a un iter che avete iniziato diverso tempo fa? Innanzitutto inizio con una battuta, perché giustamente la partita di riferimento era quella di Udinese-Roma del 25 aprile scorso, però la molla in Andrea è scattata un anno prima, quando l'Udinese ha battuto la Roma 4-0. 4-0. Ma al di là di questo... Deve essere stato facile la trattativa tra voi due. Esattamente. Non so se Just One Earth ha monitorato quei satelliti mentre eravate chiusi. Eravamo in trattativa. Certo. No, credo che tutto questo si inserisca in un percorso che stiamo facendo e che
ribadisco, le azioni fin qui compiute dall'Udinese hanno portato l'Udinese, a proposito di numeri, vedono l'Udinese, secondo una statistica del Brian Finance Sustainability Index, al primo posto in Italia come club più sostenibile e al quarto posto nel mondo. Però noi non ci fermiamo qua, perché il nostro obiettivo è quello nei prossimi anni di arrivare ad avere uno stadio che sia completamente carbon. La disposizione permette di intraprendere delle azioni più consapevoli e siccome gli strumenti che sono messi a disposizione sono tecnologicamente molto avanzati e li vedremo poi anche in uso in Barcolana, anche noi come Udinese desideriamo, insieme ad altri strumenti che abbiamo, desideriamo utilizzarli. Il tutto con un obiettivo comune, che è quello di avere un saldo ambientale migliore, e questo grazie appunto alle iniziative, alle azioni che si fanno e anche alla collaborazione con i partner e con le istituzioni. Questa partnership parte con il prossimo Udinese Roma o facciamo prima? Perché ce la facciamo prima. Ce la facciamo prima. Dopo i colleghi presenti in sala vi diranno quando. Ok, stiamo per parlare un altro tema con altri ospiti di industria. Gialuz, chiudiamo. Mi sembra di che abbiate veicolato il senso di come lo sport e le grandi iniziative, in questo caso Barcolana, possono aiutare, no? A creare sensibilità su certi temi. Assolutamente, mi fa piacere che questo primo panel, diciamo, del Sea Summit abbia rispettato quello che era un auspicio di quest'anno. Abbiamo intitolato la Barcolana alle energie positive. Energie positive in senso lato, io credo che da queste esperienze siano emerse delle energie anche in senso tecnico, perché il tema, diciamo, della diffusione dei pannelli solari sulle superfici ampie come può essere la copertura dello stadio Friuli, dello stadio di Udine, sia davvero un tema importantissimo. Infatti concluderemo qua in questa stessa sala il pomeriggio di venerdì il Sea Summit dedicandolo alle energie del vento. Quindi c'è una circolarità anche in questa, diciamo, costruzione dell'evento, energie positive che possono arrivare dallo sport. Credo che abbia ragione quando dici che gli sportivi sono poco utilizzati, e chiudo da giurista richiamando l'ultima modifica costituzionale, l'articolo 33, ultimo comma, non a caso prevede la valorizzazione dello sport in chiave di sostenibilità, di evoluzione e di sviluppo della società. Ecco, credo che lo sport abbia molto da dire, che debba essere a disposizione della società per migliorare l'ambiente in cui viviamo. Questo cerca di fare Barcolana grazie a tutti voi, quindi buon Sea Summit. In bocca al lupo, Barcolana 56 e anche un po' 11, grazie a voi, prego, grazie mille. Grazie. Allora, proviamo a capire come questi temi, e poi ci avviciniamo verso la conclusione perché siamo quasi tutti qua per l'aperitivo sostenibile che segue, si declinano anche sul tema delle industrie, perché Trieste è una città di innovazione, una città di grandi imprese che vengono qui, credo anche BAT 3 anni fa, 4 anni fa, proprio per l'ecosistema che trovano e che è anche alla base dei valori come quello della sostenibilità. Zeno D'Agostino, presidente Coselag, grazie, buonasera. Buonasera a Sandra Primiceri, vicepresidente Coselag. Il Consorzio di Sviluppo Economico dell'area, Daniela Filipaz, pluricitata con i suoi dati di Just One Earth. Un applauso, Daniela, buonasera. Alessio Di Paolo, Senior Manager Sustainability Climate Change Capgemini International, come avrete capito, buonasera anche a lei. Giorgio Golinelli, amministratore delegato ERA Servizi Energia. Dovrebbe essere con noi Alessio Lilli, presidente Consorzio Energia Confindustria Alto Adriatico, presidente del SIOT. Le do il mio microfono le faccio una domanda, in particolare come il Coselag sta incidendo sul territorio, sulla promozione di certi generi di valori. Ci faccia un po' l'introduzione alla prossima discussione, Lilli. È sorprendente che debba fare io l'introduzione a Coselag, che invece è un'entità molto, molto importante. Coselag fa tanto perché mette insieme un territorio e delle realtà imprenditoriali importanti nel retroporto di Trieste e lo fa rimanendo nell'ambito
della metafora sportiva facendo un gioco di squadra. Un gioco di squadra dove ognuno ha dei ruoli, uno lo svolge, svolge i propri compiti sotto una cabina di regia che mi rendo conto, guardo la dottoressa Primiceri e guardo anche Zeno, una cabina di regia che mi rendo conto non debba essere facile nel tempo. Però è grazie alle istituzioni e ai consorzi come Coselak che è possibile creare quel valore aggiunto che la somma degli individui non è in grado di produrre. Adesso mi rimetto, io peraltro sono dentro Coselak con il cappello della SIOT, ma cambio cappello e metto quello di presidente del Consorzio Energia Confindustria e quindi anche a nome di Confindustria ringrazio per questa presentazione che mi avete assegnato e saluto le autorità presenti. Ma Confindustria ha ovviamente un rapporto privilegiato con Coselak, ma negli ultimi anni devo anche aggiungere che il Consorzio Energia ha un rapporto super privilegiato con Coselak. Quando loro sono venuti a parlarci di questo progetto di monitoraggio e a introdurre il tema, abbiamo dato una totale disponibilità per lavorare insieme proprio per realizzare quel gioco di squadra che permetterà al progetto che verrà poi illustrato meglio, o ai progetti che verranno illustrati meglio più avanti, permetterà di essere dei progetti vincenti. Il rischio alle volte di muoversi da soli è quello di poi girarsi indietro e vedere che non c'è più nessuno con te, mentre invece in questa tematica specifica devo dire che il coinvolgimento è stato importante e quindi le probabilità di successo sono elevatissime. Grazie. Grazie Alessio Lilli, grazie mille. Allora, Presidente D'Agostino, un microfono, l'ultima volta che l'avevo vista era sotto un altro cappello dell'autorità, adesso l'ha cambiato, mi sembra che i cittadini siano soddisfatti di rivederla con qualche mese di distanza. La presentazione di Lilli è anche la prima domanda, e cioè come si aiutano le imprese a fare in maniera tale che la somma delle parti sia un po' più delle parti stesse. Questa l'ho insegnata a mio figlio, credo sia la proprietà invariantiva, in quarta elementare. Dovrebbe essere quella. Come si fa? Il micro, vediamo se è spento e basta o... Prima, perché penso che a prescindere dal fatto che la somma delle parti dia un risultato migliore dell'azione dei singoli soggetti, secondo me va aggiunta un'ulteriore equazione, però una riflessione che mi veniva in mente prima, perché la somma delle parti è anche più sostenibile delle azioni dei singoli soggetti messi insieme. Questa è un'altra delle cose su cui stavo ragionando prima. Effettivamente, se un sistema ragiona e si muove da sistema, le azioni che mette in campo sono più intelligenti e quindi, mi permetto di dire, più sostenibili anche. Quindi ci sono due elementi che a me piace sempre mettere insieme. Ho sempre lavorato con le imprese, sia stando dalla parte privata che dalla parte pubblica, e ho sempre detto a qualcuno che le imprese, e se è pur vero che hanno bisogno di risultati positivi dal punto di vista della sostenibilità, hanno bisogno di risultati positivi dal punto di vista economico. Se li riesce a mettere insieme entrambi, diciamo che le cose vanno per il verso giusto. E quindi il ragionamento, prima ragionavo su questo, avere un soggetto come questo, chiaramente ereditato dalla lungimiranza dei governanti che abbiamo avuto alla fine della Seconda Guerra Mondiale in tutta Italia. Exit, che era il progenitore di Coselak, è uno dei tanti enti di sviluppo industriali. Io sono di Verona, esiste ancora la ZAI, che appunto nasce sempre in quegli anni. Erano chiaramente tempi diversi, mi permetto di dire probabilmente tempi un po' più keynesiani, c'era bisogno di un motore pubblico importante, visto che arrivavamo dal disastro della guerra. E in quel caso chiaramente si arriva con questo motore. Il problema vero è che poi nei decenni si arriva in molti casi in cui il motore pubblico non è così capace di interpretare quelle che sono le dinamiche, no, dell'evoluzione complessiva piuttosto che di quelle che sono le esigenze dei singoli soggetti, soprattutto se poi i sistemi industriali sono fatti di piccole imprese o di microimprese addirittura.
Quindi partirei dal Coselag, perché se è pur vero che abbiamo ereditato un exit, lasciamo stare come era messo dal punto di vista economico, tant'è che non lo voleva nessuno, e quindi come autorità portuale ci siamo presentati in regione, ce l'hanno dato veramente molto volentieri. A fondo perduto. Sì, e in quel caso ci hanno dato la maggioranza. Allora io partirei da lì, perché abbiamo fatto una cosa, penso, unica a livello mondiale. Guardo anche Roberto, perché è parte integrante, anche Paolo, diciamo i sindaci interessati dal territorio. Noi abbiamo 4 soci nel Coselag. Uno è l'autorità portuale che ha il 52%, il rimanente 48% diviso sui 3 comuni, quindi 16, 16, 16. Primo problema che abbiamo dovuto affrontare, Sandra ne è stata testimone, io sono presidente, lei è vice, era che tu avevi 4 soggetti, 5 posti in CDA e uno di quei soggetti doveva avere la maggioranza. Se si sa fare un po' i calcoli si capisce che uno dei soggetti rimane senza rappresentanza in CDA. E abbiamo fatto una cosa veramente unica al mondo, non mi viene in mente che esista da qualsiasi parte un CDA in cui il soggetto che ha la maggioranza abbia la minoranza dei rappresentanti. Sì, perché pur di avere la rappresentanza... Abbiamo fior di giuristi, se questo non vi espone probabilmente a ricorsi, ho paura che non si possa fare, ma l'abbiamo fatto lo stesso, e quindi l'autorità portuale ha preferito lasciare un posto ai 3 comuni in CDA, sapendo e consapevole che era importante che i comuni dicessero la loro, e l'autorità portuale, pur avendo il 52%, si è tenuta 2 posti in CDA, e quindi potenzialmente, chiaramente, la possibilità di essere messa in minoranza. Perché? E arriviamo poi ai temi. Perché se si vuole portare avanti un progetto di questo tipo sul territorio, è chiaro che alcuni soggetti devono anche fare dei passi indietro e lasciare che siano altri che abbiano voce in capitolo. Non avrebbe avuto nessun senso avere un CDA, un board del Coselag in cui non fosse presente uno dei tre comuni. Si pensava di fare, non so, a turno, no? Stai fuori tu, ma poi alla fine sarebbe stato un problema. Se fai così, e se poi crei tutta una serie di dialoghi importanti che soprattutto la vicepresidente ha sul territorio con le 800 imprese che abbiamo in zona industriale, allora riesci a capire cosa necessita il territorio e dall'altra parte coinvolgere partner importanti con cui portare avanti dinamiche, progetti che sono in linea con quelle che sono le tematiche importanti che discutiamo anche qui oggi. Esatto. Stiamo appunto anche sui progetti, per questo vi abbiamo chiamato in questo sistema duale, per cui c'è il presidente e il vicepresidente. Il presidente dà le linee di indirizzo, se vogliamo. C'è il filosofo e poi esatto, bisogna... Sì, giustamente il professore e poi la professoressa che sul concreto ci parla delle iniziative, no? Primiceri, e cioè partiamo dalla prima, questa piattaforma per cui le aziende vi forniscono i loro dati sulla loro impronta carbonica, su quello che consumano e che inquinano, che poi è una base di partenza per sviluppare anche altri progetti. Che cos'è, come funziona? Intanto buonasera a tutti. Buonasera. Ecco, salutiamo tutti. La piattaforma APEA, diciamo che è uno dei progetti, è un embrione. Speriamo che poi abbia quel risultato che tutti ci auspichiamo all'interno di un progetto molto più ampio che quello della regione Friuli Venezia Giulia vuole per tutto il territorio del regionale, appunto, e cioè quello di creare un sistema ecologicamente attrezzato che sia in grado di creare un modello industriale ecologicamente sostenibile. E diciamo che il progetto è abbastanza ambizioso, per cui noi ci siamo riservati una piccola parte all'interno di questo grande sistema. Il nostro progetto è quello di, grazie anche, perché per poterlo fare abbiamo bisogno anche degli sviluppatori informatici, ci siamo serviti di Ecor e di Adox, che sono 2 realtà peraltro regionali. Abbiamo sviluppato questa piattaforma informatica che... E stamattina, peraltro, faccio un breve inciso, si parlava di innovazione. Noi siamo l'innovazione dell'innovazione, nel senso che siamo partiti da un progetto già portato avanti da un altro consorzio industriale, abbiamo fatto una sorta di upgrade e abbiamo, come dire, aggiunto qualcosa per poter rendere più semplice l'approccio ad una piattaforma informatica. Quindi tranquillizzo le aziende, nel senso che molti dei dati che alimenteranno questa piattaforma li andremo a recuperare direttamente da altre banche dati e
poi ci sarà o necessariamente la contribuzione della singola azienda ma anche del consorzio per aumentare il quantitativo dei dati necessari. Si tratta di dati prevalentemente ambientali, riguarderanno principalmente le emissioni delle aziende, quindi i fumi o emissioni nelle fognature o nelle emissioni nell'aria. Verranno mappati anche i consumi energetici, quindi il fabbisogno energetico delle aziende. La finalità del progetto è quello di offrire e avere una lettura del territorio. Oggi non ce l'abbiamo, speriamo di averla a breve, per questo è necessario la collaborazione anche di tutte le aziende. Sono tante, ne abbiamo dalla micro alla macro azienda. Questo rende la nostra zona industriale particolarmente, come dire, difficile da approcciare, non nel senso che sia difficile approcciare l'imprenditore, ma leggerla, no? Perché ci sono tante declinazioni, tante dimensioni che rendono comunque un approccio particolarmente complesso, ma non impossibile. Questo no, siamo qui per rendere l'impossibile possibile. Tra poco torno da lei sul tema di net zero, anche perché Trieste ha fatto degli annunci in particolare. Sindaco, mi guarda con sguardo severo. Ho detto qualcosa di sbagliato? No, ok. Su net zero avete fatto, su Trieste net zero avete fatto degli importanti annunci, anche se insomma su questo fronte vi siete anche molto sbilanciati in positivo. D'Agostino, il tema, mi sembra di capire, voi spesso parlate di simbiosi sinteticamente industriale, cioè mettere insieme per degli obiettivi delle aziende che possano collaborare al posto che farsi sana concorrenza, come in tutti i sistemi economici liberi, ma su certe cose invece fare sistema può avere una valenza. Come dal suo orientamento è riuscito a perseguire il fine? Ma come dicevo prima, quando si hanno sistemi di piccole, soprattutto di piccole e microimprese, è chiaro che c'è bisogno di fare squadra. È chiaro che lo fai se hai un dialogo quotidiano con i soggetti che stanno sul territorio, ed è chiaro anche che però devi avere tutta una serie di partner interessanti e soprattutto un'altra cosa importante, ciclicamente a livello nazionale arrivano periodi in cui abbiamo, tra virgolette, le vacche grasse, PNRR, tanto per dire, un periodo... certo. Ecco. Ma se tu nel periodo di vacche grasse non sei in grado di presentare progetti sul tavolo di chi è in grado di finanziarteli, lasci passare quei periodi e non porti a casa nulla. E su questo in Italia siamo campioni storicamente. Però devo dire che... Ecco, mancato utilizzo di fondi a maggior europei. ragione, se qualcuno non lo sa fare, bisogna che ci sia qualcuno certo. invece che sia pronto nel momento in cui arrivano le vacche grasse. Questa è l'esperienza che ho avuto insomma, nei decenni precedenti. Questo è uno di quei progetti che ti permette, nel momento in cui arriva il momento, adesso utilizziamo termini un po' più tecnici, diciamo dei periodi in cui ci sono finanziamenti importanti per varie ragioni, di essere in grado di competere meglio di qualche altro territorio che non è in grado invece di fare questo tipo di ragionamento. Quindi andare ad analizzare quella che è la potenziale domanda energetica di questo sistema variegato, perché come diceva prima Sandra, se da una parte ci sono tipologie anche dimensionali di imprese importanti, ma anche settori totalmente diversi. Non siamo un distretto industriale, non c'è una specializzazione produttiva specifica. Lo dico perché vengo dall'analisi e anche dal lavoro fatto tanti anni fa sui distretti. In un distretto industriale fondamentalmente è vero che tu hai una serie di grandi, piccole e medie imprese, ma hai una specializzazione, quindi in qualche modo chi sviluppa servizi, per esempio per un distretto industriale, sa che si posiziona su determinati temi che sono quelli del settore in cui il distretto si posiziona. Qui abbiamo una zona industriale che ha qualche caratteristica simile perché comunque essendo retroportuale in qualche modo è collegata al porto, ma poi con settori di specializzazione di diverso tipo. Quindi l'energia, per esempio, o la transizione energetica, la transizione ambientale è chiaramente un qualcosa che è trasversale a tutti e su questi quindi noi ci prepariamo, per cui già passato un buon periodo diciamo di vacche grasse dove il sistema ha portato a casa tutta una serie di finanziamenti, saremo pronti nel momento in cui ci saranno altri finanziamenti perché avremo sviluppato quei progetti che qualche altro territorio non sarà stato in grado di sviluppare. Quindi vi lasciate aperte le porte per fare altre cose, mi sembra di capire. Poi torno da lei per la chiusura. Primiceri, la traduzione in concreto, lei è la mia intelligenza artificiale stasera, di quanto ha detto il Presidente D'Agostino. Sul tema di Net Zero, questo programma, come
state andando avanti, come si coniuga anche con la piattaforma di cui parlavamo prima. Diciamo che il progetto Net Zero è il progetto del consorzio, è molto ambizioso. Cioè anche APEA era ambizioso. Sì, ma questo è proprio la mamma dei progetti. Ecco, questo è quello che ha alimentato, diciamo che sia APEA, che è la piattaforma simbiosi industriale di cui si parlava prima, di fatto sono 2 strumenti che verranno resi disponibili per il grande progetto che appunto è la pianificazione energetica. È ambizioso perché al di là della pianificazione energetica regionale, che è la cornice generale all'interno del quale noi ci andiamo a collocare, e questo per ovvi motivi, sta di fatto che comunque poi, come si è detto sempre, si pensa ma poi bisogna agire, no? Zeno prima diceva io faccio il filosofo, lancio il cuore oltre l'ostacolo e poi la primigenia lo va a raccogliere, ecco, succede solitamente così. Cioè, l'execution è sempre importante per ogni genere di progetto. Quindi questo abbiamo lanciato questo progetto che è, torno a dire, ambizioso nella misura in cui si va a studiare il territorio nel dettaglio, e gli strumenti di cui parlavo prima servono ad affrontare la lettura della zona industriale, e poi con l'aiuto di partner che non possono essere partner qualsiasi, insomma bisogna anche, fortunatamente ci accompagniamo a partner strategici, dobbiamo leggere, studiare e poi ipotizzare quali sono effettivamente le soluzioni energetiche che sono praticabili, atterrabili, perché l'autoreferenzialità poi alla fine non porta a niente. Quindi quello che ci piace è proporre una soluzione che sia effettivamente poi realizzabile. Poi nella misura in cui si trovano soluzioni realizzabili con quello che già il territorio offre, perché certe volte, questo me l'ha insegnato Zeno, non è perché ce l'ho qua accanto, ma diciamo che quello che è stato fatto a Trieste è stato prima di tutto utilizzare quello che si ha, valorizzare quello che si ha e poi cercare anche di migliorare, questo c'è l'innovazione. E questo è quello che vorremmo fare. Questo, la finalità ultima, è rendere, perché altrimenti non si chiude il cerchio, la nostra zona industriale da un punto di vista energetico, non dico indipendente, ma insomma con una buona prospettiva di rendersi indipendente dalla rete. Grazie. Tra le aziende che hanno vinto il bando e che partecipano a questi progetti ambiziosi c'è anche Capgemini, Alessio Di Paolo. Capgemini è una di quelle grandi multinazionali della consulenza che aiuta le aziende nella loro trasformazione attraverso gli strumenti tecnologici, trasformazione potremmo dire digitale e non solo. Come vi siete inseriti in questo progetto, con soprattutto quale mandato? Intanto buonasera a tutti. Per me è un enorme piacere essere qui perché mi sento un po' a casa per diversi motivi. Intanto mi occupo di sostenibilità da più di 20 anni e questo contesto 20 anni fa era impensabile. Saremmo stati forse un decimo e la consapevolezza che ritrovo in questa serata difficilmente l'avrei trovata molti anni fa. Quindi un contesto per me molto bello e molto familiare. Come dicevi, Capgemini è una grande società multinazionale che si occupa di accompagnare le aziende nella trasformazione e anche nella trasformazione dei percorsi di sostenibilità. Nel momento in cui siamo venuti a conoscenza del bando sapevamo di poter mettere a disposizione la nostra competenza e di poter dare una proposta tecnica valida e anche differenziante rispetto a altri competitor. Ma contemporaneamente abbiamo avuto anche una intuizione e una consapevolezza. I progetti di territorio si fanno anche con partner che conoscono il territorio e le sue dinamiche. È impossibile venire in un contesto e dettare delle linee, anche se fosse uno studio, senza però avere un appiglio e un rapporto diretto con dei partner che conoscono quel territorio e le sue dinamiche. Quindi fortunatamente siamo venuti in contatto e abbiamo costruito questa relazione con Era Servizi Energia, dove alla competenza uniamo la conoscenza del territorio e alla startup omnipresente questa sera di Just on Earth, che sicuramente per conoscenza del territorio e per innovazione è stata determinante. L'avete citata tutti ma ancora non ha parlato, è come nei CDA di D'Agostino, è onnipresente ma viene messa in minoranza per ragioni di opportunità. E diceva? E quindi sicuramente questa, noi siamo nel progetto i mandatari, quindi abbiamo un ruolo di coordinamento tecnico, ci portiamo dietro anche un
competenza ormai ventennale nelle aree industriali, nello studio delle aree industriali sostenibili, con progetti europei, Life Siam, uno su tutti, anche con progettualità italiane e regionali. Quindi sappiamo di cosa si sta parlando, portiamo innovazione. Ho dimenticato una cosa, perché questo contesto anche familiare? Perché abbiamo un contatto con la Vela, perché Capgemini è la società che ha realizzato quella tecnologia che consente alla Coppa America e ai concorrenti della Coppa America di vedere l'invisibile, cioè è quello che fa vedere il vento nel campo di gara. E quindi insomma l'abbiamo trasmessa noi di Mediaset, la Louis Vuitton Cup, adesso c'è quella femminile, ma anche quella che ha visto uscire con Britannia Luna Rossa qualche giorno fa, ed effettivamente c'era un'enorme, devo dire la verità, c'era un'enorme discussione sulla lettura del vento da parte dei tecnici di Luna Rossa perché hanno sbagliato un paio di vele in qualche regata. Però detto questo, voi state facendo un grandissimo lavoro. Scusi, l'ho interrotto. Perfetto, spero che non sia stata colpa l'illeggibilità del dato dello strumento. Si scherza. E quindi va bene, questo è il nostro ruolo nel progetto. Ma crede davvero, adesso ritornando al tema di Trieste, che davvero l'area di cui si sta parlando, 800 aziende consociate, forse di più, possano davvero essere, per quel che riguarda almeno l'Italia, una best practice avanti ad altre aree? Ci sono tutte le premesse, e le premesse sono quelle che ricordavo all'inizio dell'intervento. Questo è un sistema, è un progetto di territorio che è possibile portarlo a termine soltanto con una rete e un approccio sistemico, cioè un approccio e una collaborazione di tutti i soggetti intervenuti. È impossibile, diciamo, rendere un progetto di questo tipo di successo se non c'è la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Ovviamente lo rende ambizioso, lo rende difficile e lo rende altamente rischioso, però è un po' questo il bello del nostro lavoro, e il successo di queste tipologie di progetti passa attraverso i dati, ancora una volta. Certo. Perché questo? Perché non ci serve soltanto il dato e le informazioni per fare una fotografia statica, a noi serve misurare in questo momento per migliorare, perché nel momento in cui andremo a progettare degli interventi puntuali sul territorio, in assenza poi di dati che ci danno in maniera confidente che stiamo andando nella direzione giusta, è difficile progettare qualsiasi area net zero e qualsiasi miglioramento di carattere ambientale e sociale e territoriale. Certo, mi ha fatto l'assist per andare da Just One Earth, Daniela Filippaz. Fornite dati quindi a tutti sostanzialmente, però in questo caso ci muoviamo esattamente tra due aree diverse: lo sport nella prima discussione, l'industria in questa discussione che va a concludersi. Avete un ruolo fondamentale. Come vi trovate nel mezzo di queste due aree? Qual è poi di fatto il vostro lavoro sulle diverse iniziative? Buonasera a tutti, innanzitutto ringrazio le istituzioni per l'opportunità di essere qua e riprendo e ringrazio innanzitutto BAT, dove il Presidente ha già detto che con questo concetto di share value ha portato Just One Earth a Trieste. Siamo stati citati sicuramente più volte perché abbiamo fatto diverse attività, ma sempre con un minimo comune denominatore, che è quello di fare delle analisi con i nostri dati satellitari, con big data e con gli algoritmi di intelligenza artificiale di nostra proprietà per portare avanti delle analisi data driven. Finora abbiamo parlato un po' più di dati storici, perché abbiamo visto l'evento prima dell'Udinese, che è un dato storico, no? Abbiamo monitorato prima e durante un evento. Quelle sono le nostre mappe che abbiamo elaborato. Abbiamo parlato di piccoli gesti e grandi crimini, abbiamo parlato delle attività di WePlant che stiamo portando avanti. Qua inizia un concetto in più, perché noi, oltre a fare analisi sui dati storici, portiamo avanti delle analisi predittive, e qua mi ricollego un attimo a quello che diceva Capgemini. Noi nel progetto Net Zero andremo a guardare avanti, dovremo andare un attimo a vedere gli scenari possibili, perciò con i nostri algoritmi a monitorare degli scenari per vedere i miglioramenti, perciò la parte predittiva partirà in campo, che tante volte non li abbiamo ancora visto. Questo sarà sia per gli eventi, perché l'abbiamo portato anche, sarà in Udinese, e mi riprendo un attimo anche sul punto di Barcolana. Questa sera usciranno i primi dati che stiamo monitorando quest'anno giornalmente di emissioni, di presenza di visitatori e di littering. L'altro anno abbiamo fatto soltanto la parte di presenza delle barche e la presenza dei visitatori, perché non avevamo il dato storico di analisi. Adesso iniziamo ad averli e questa sera li vedrete sui social
come sono andate le giornate di oggi rispetto alle medie giornaliere dei dati dello scorso anno. E da qua riprendo il concetto che ha detto Mitja Jaluz. Cosa vuole fare Barcolana? Vuole andare avanti con un'analisi predittiva per vedere i miglioramenti e per fare delle scelte data driven del prossimo anno. Perciò, come vedete, abbiamo iniziato. Perché immagino che sulla base di quello che ci si aspetta dei prossimi dati poi si possa anche orientare, no, la comunicazione dell'evento, delle attività. La comunicazione, ma anche fare delle scelte sostenibili certo, per portare certo. del miglioramento. Certo. Il prossimo anno vogliamo migliorare, logicamente, no? Come lo vogliamo fare nella parte net zero, che siamo entrati appunto in questo team con Capgemini, Era e noi, anche sulla parte di Barcolana, un concetto insomma di approfondire su questo territorio. Non ci muoviamo solo su questo territorio, però per noi Trieste è diventato un territorio importante, abbiamo aperto anche un ufficio perché vogliamo appunto approfondire le analisi qui con 2 progetti molto grandi. Sicuramente Net Zero è un grandissimo progetto. Prima di Paolo ha citato anche WePlant, che sarà un progetto molto molto importante, comunicato al G7, che per noi insomma sono progetti di ampio raggio e soprattutto di lungo periodo, perché stiamo parlando di progetti pluriennali, e di iniziare appunto la parte predittiva, che per me è la parte più importante, perché le scelte di sostenibilità sono proprio basate da scelte di analisi predittive dei possibili scenari. E poi avrete anche sulla partnership senza nome con l'Udinese, immagino che avrete anche lì un ruolo di fornitura dei dati, ma il nome lo scopriremo. Andiamo verso la chiusura. Golinelli, come era Servizi Energia dell'importanza delle multi-utility? Abbiamo parlato, siete attivi su diversi progetti sul territorio, uno riguarda in particolare anche l'idrogeno, il sistema dei trasporti, del trasporto pubblico. L'idrogeno è un tema di cui in Italia si discute da lunghissimo tempo, credo anche qui. Pareva una chimera, per certi versi invece può avere delle applicazioni concrete. Che cosa state facendo? Dunque, allora, sempre nell'ambito dell'efficienza energetica abbiamo sentito tanti contributi, tante forme per ottenere risparmio energetico, miglioramento per l'ambiente. C'è un momento in cui bisogna però anche mettere in campo grandi numeri e grandi potenze. L'Hydrogen Valley del Nord Adriatico ne è un esempio, grazie anche in questo caso al PNRR, quindi alla capacità del territorio di raccogliere la sua capacità complessiva, anche imprenditoriale, di saperla trasformare. Verrà realizzato davvero un impianto di dimensioni rilevanti, perché stiamo parlando di un elettrolizzatore da 2,5 MW che produrrà 37.000 tonnellate di idrogeno all'anno. Quindi un campione di efficienza energetica verde, idrogeno verde, perché sarà prodotto solo con energia prodotta da impianti fotovoltaici. Qui nell'idrogeno non vale comprare dell'energia elettrica verde presa da un'altra parte, la devi fare. E quindi devi creare un distretto che ha la capacità di autoprodurti fisicamente quell'energia verde che ti serve per produrre la molecola. Quindi serve un'infrastruttura complessa. Questa è un'infrastruttura complessa e, come sappiamo, l'idrogeno non arriva gratis, ha bisogno di acqua, e in questo caso l'acqua verrà presa dall'impianto che abbiamo di gestione dei rifiuti. Anche quella del sindaco di Piazza è pulitissima, se vi serve. Sì, no, non usiamo quella pulita, usiamo quella del termovalorizzatore. E poi il terreno ha bisogno di terreno, perché gli impianti fotovoltaici consumano terreno, ed è stato scelto di utilizzare un terreno che era disperso, che non dava produttività. Dunque la produzione di questa molecola estremamente pregiata, e che vede pochi siti in Italia che l'hanno prodotto, e anche a livello europeo si contraddistingue, dovrà poi dopo trovare i suoi sbocchi, e quindi questo territorio sarà privilegiato nel poter utilizzare questa molecola e per i trasporti, e poi più avanti. Esatto, prendiamoci 30 secondi per capire dove questo impianto, questa infrastruttura complessa, che credo abbia richiesto diverso tempo per la progettazione, poi trova il suo output, no? Il suo sbocco. Trasporti, che cosa ci si potrà fare? Nei trasporti, proprio con Coselag stiamo pensando di come farlo utilizzare dove? Nei posti più vicini, perché tutta questa energia poi dopo meno gira, meno la trasportiamo e meglio è, e quindi la parte dell'autotrazione, ma poi dopo studieremo anche le parti di utilizzo in ambito industriale.
Grazie Golinelli. Primi cieli, in un minuto andiamo verso l'aperitivo sostenibile. Come si dà concretezza a tutte queste tematiche, tutti questi progetti concreti? Spero che il senso della serata sia stato quello di veicolare il senso del fare, del saper fare, del farlo in maniera concreta, però a un certo punto poi bisognerà appunto fare l'execution. Come si fa, quanto tempo ci vorrà, quanto è complicato. E poi chiudiamo. Beh, sul fatto che sia complicato è complicato, ma questo non te lo nasconde nessuno, insomma. Poi le cose semplici non ci piacciono, le cose sempre difficili. Sono quelle le sfide più che ci piace raccogliere. È una domanda complessa poi alla fine, per quanto sia semplice poi alla fine la risposta non è... Tanto gliela farà anche il CDA la domanda prima o poi, perciò gliela anticipo io. Sicuramente. Ma, diciamo che la capacità di dare delle risposte presuppone comunque avere chiarezza degli obiettivi, riuscire a trasmetterli non solamente all'interno di un CDA, che voglio dire è una comunità molto piccola, no? Se noi siamo riusciti a pensare di progettare una pianificazione di questo genere, lo dobbiamo sicuramente a una condivisione con i soci, che diceva prima appunto Zeno, sono soci territoriali. Al di là dell'autorità portuale, il Comune di Trieste, Muggia e San Dorligo sono presenti in maniera importante. E quindi il fatto che le istituzioni, insieme anche con le associazioni di categoria tutte, con Confartigianato, Confindustria, Confcommercio, sono tutte realtà che all'interno del nostro territorio industriale sono tutte molto presenti e molto collaborative. Questo innesca, secondo me, in chi ci guarda, che sono tutto il territorio industriale, i nostri operatori, un sentimento di fiducia. E questo è, secondo me, la chiave del successo. Generare fiducia significa dire ma poi fare. Per adesso siamo riusciti ad abbinare le due cose, siamo fiduciosi che con l'aiuto di tutte le istituzioni, ma anche delle aziende, portiamo a casa. In bocca al lupo. Intanto ringraziamo Promoturismo Friuli Venezia Giulia per l'aperitivo. Passi mi siedo di fianco al sindaco di Piazza, che ringrazio. Grazie Sindaco, ringrazio per essere stato qui dall'inizio alla fine, siamo in anticipo, chiudiamo anche con minuti di anticipo rispetto a quello che era stato prefissato. D'Agostino, me la dà la chiusura dei vostri progetti al panel industriale? Avete fretta? 30 secondi andiamo, finito. Ma prima pensavo qui al tema dell'idrogeno, no? Sì. No, anche perché vedo qualcuno che c'ha i camion qui, vedo un po' di gente che ha bisogno di idrogeno, anche se fa finta di non sentire, ma diciamo che abbiamo tutto un ambito non solo industriale, ma anche il porto che ha bisogno, no, di nuove tecnologie e di nuovi carburanti. Poi prima appunto si citava le aree appunto inquinate che il sindaco conosce bene, su cui verranno messi i pannelli. Guardo i vigili del fuoco perché è chiaro che stiamo trattando di elementi non banali su cui la loro azione sarà importante, però ecco, la cosa bella è che anche solo in questa rassegna che sto facendo delle persone che vedo qui presenti, già si capisce come un progetto su questo territorio si muove in un certo modo, no? Si sa, ecco, cosa importante, così prendiamo anche un'analogia con la vela, insomma c'era qualcuno che diceva che se non sai dove devi andare nessun vento è favorevole, no? Ecco. E noi sappiamo dove vogliamo andare. Questa me la segno. E beh, Seneca, insomma, come non era proprio uno banale, per cui ce l'abbiamo in testa. La cosa importante è sapere dove si deve andare. A quel punto poi dopo i venti, studiati o meno da chi ne sa più di me, ecco, ci permettono di andare da qualche parte. Però ci si va avendo un equipaggio e guardando solo in sala vedo tutta una serie di persone, privato, pubblico, che in questo territorio sono capaci di collaborare. Buona navigazione, buona barcolana, grazie alla Regione, grazie al Sindaco, grazie a tutti.